momento più duro della mia carriera è stato l'infortunio dell'anno scorso, a un anno dalle Paralimpiadi in casa. È stato sicuramente all'inizio un momento difficile da affrontare, però poi alla fine mi ha fatto capire quanto essere forti e andare avanti è la cosa più importante. L'ho affrontato semplicemente facendo tanta fisioterapia e lavorando tanto sulla parte mentale.